Al mattino verso le 9 un parapendio guidato da un pilota belga di 34 anni cade a ridosso di una casa a Semonzo del Grappa. Resta impigliato su un albero, poi l'impatto a terra da 5 metri gli provoca un trauma al bacino. L'elisoccorso lo porta a Treviso per ulteriori approfondimenti. Nel primo pomeriggio un altro pilota rimane contuso nella zona degli atterraggi a sud della strada provinciale. Arrivano ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza per i primi soccorsi e in giornata viene segnalata un'altra caduta senza conseguenze nella zona verso il Monte Cesen. È una situazione che da una parte è un grande volano economico per il territorio, dall'altra preoccupa i residenti per i pericoli che ne derivano. Quello che chiediamo è soprattutto un porre attenzione alla sicurezza pubblica, perché fino adesso possiamo definirla una questione di fortuna quella che non abbia ancora coinvolto nessun cittadino che si trovava a passare nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incidenti gravi ce ne sono stati, non sono neanche più quantificabili, da gente che è precipitata ammazzandosi purtroppo nei giardini delle case, sui fili elettrici, sulla strada provinciale, sopra i tetti, all'interno dello scuolabus, sulle macchine parcheggiate. A vista d'occhio gli sportivi in volo sono decine solo sopra Semonzo. Secondo il comitato non sarebbero rispettate talvolta le condizioni di sicurezza. Ci sono situazioni in cui si lanciano che il meteo è assolutamente proibitivo. Io ho visto gente partire mentre stava piovigginando, con la nebbia, da non vedere addirittura le zone di atterraggio. Nel corso del tempo sono state documentate anche cadute di oggetti o attrezzature. Il rischio per chi vive e lavora in centro abitato c'è. Le risposte delle amministrazioni no. Sappiamo che è un'attività importante, ma io ritengo che sia molto importante anche la sicurezza pubblica.